per costruire cesti e gerle sono necessari i vimini, i venx. La costruzione di un sei inizia con la preparazione di un fondo, formato da pezzetti incrociati e fissati tra loro con dei vimini. La larghezza della base sarà la dimensione della circonferenza del cesto. Alla base si inseriscono dei vimini che costituiranno l'ordito del manufatto. Si forma una robusta freccia che farà da appoggio al futuro cesto. Si prosegue con l'intreccio. Si aggiungono altri vimini per rinforzare l'ordito e rendere il cesto molto robusto. Si unisce il manico, il cempio, precedentemente sagomato, che verrà incorporato saldamente nella trama. Si continua con l'intreccio con strati di vimini di colore diverso fino a raggiungere l'altezza desiderata. A questo punto, con i vimini dell'ordito, si esegue un intreccio che serve a rifinire e saldare con un effetto decorativo il cesto. Il manico viene ulteriormente fissato e il J è finito. Gli artigiani producevano cesti e gerle di dimensioni diverse a seconda degli usi cui erano destinati.
Altro materiale usato dai cestai erano delle strisce ricavate dai rami di nocciolo, sgrenas. Si ripuliscono con la curtiela . Su una struttura portante formata da una tavola di legno vengono inseriti dei bastoncini di wire e si iniziano a tessere per formare una gerla. Si robustisce la cossa con altri bastoncini. E si prosegue con la tessitura fino alla sommità, che veniva ultimata con un ramo incurvato di ornello per rinforzare la gerla. Si aggiungono le bretelle, le bracciadories e il cos o la cossa sono ultimati.